Il 2021 in Veneto sarà ricordato come il secondo anno di pandemia da coronavirus sicuramente, ma anche come l'anno dell'invasione. Parliamo di turismo e dei turisti che nel 2020 avevano ridotto sensibilmente le loro presenze nel territorio regionale con un crollo praticamente verticale. Dalle 71 milioni di presenze del 2019 si era passati sostanzialmente alla metà, 32 milioni nel 2020. Ma quest'anno, e sono i dati del rapporto statistico regionale, dati relativi ai primi 10 mesi dell'anno, da gennaio a ottobre, ecco, quest'anno il turismo torna a crescere nella nostra regione ed è un'esplosione, più 51% di presenze sul territorio regionale rispetto all'anno scorso, quindi una crescita paurosa con un picco nel mese di agosto dove addirittura si torna ai livelli pre-pandemia, 14,3 milioni di presenze nel solo mese di agosto, erano 14,5, quindi sostanzialmente lo stesso, nel 2019. L'articolo sui quotidiani del gruppo Gedi è firmato da Laura Berringhieri e racconta appunto di questi flussi più che raddoppiati rispetto all'anno scorso. Ovviamente il racconto è in positivo, cioè la tesi è che il turismo traina la ripresa economica. Se il PIL del Veneto quest'anno, dopo il crollo del 2020, cresce del 6,6%, sicuramente è trainato dall'export che cresce del 23,4%, ma il settore con volumi più importanti è quello del turismo proprio, con una crescita appunto del 51,6% nei primi mesi del 2021. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 22 dicembre 2021 e la prima notizia di oggi riguarda appunto l'invasione del turismo nel nostro territorio. Non c'è ancora il dato definitivo, ovviamente, per l'anno in corso, per il 2021, ma ricordiamo quelli del 2019, ultimo anno prima della pandemia, 71.236.629 presenze. Nel 2020 la metà, sostanzialmente, 32.491.950 presenze turistiche. Quest'anno una curva che si vede sul grafico pubblicato dalla Nuova Venezia, dal Mattino di Padova, dalla Tribuna di Treviso, una curva che se a gennaio, febbraio, insomma nei mesi invernali era più bassa di quella del 2019, poi con l'estate si impenna fino a riallinearsi a partire da agosto con proprio il trend precedente alla pandemia e quindi come se nulla fosse cambiato. E si sono viste infatti queste presenze, questi arrivi dei turisti che sono appunto più che raddoppiati rispetto al 2020, si sono visti sicuramente nel corso dell'estate, in particolar modo nelle aree appunto più turistiche come ad esempio Venezia, con tutti i problemi per esempio relativi al trasporto pubblico, i grandissimi disagi che ci sono stati in laguna, per esempio sui vaporetti, ma non solo, chiaramente ospitare appunto numeri così importanti di turisti può essere sicuramente occasione di arricchimento per alcuni, ma anche ovviamente fonte di disagio per la popolazione, in particolare in un periodo di pandemia, in un periodo che è ancora segnato comunque da uno stato di emergenza e quindi da limitazioni che vanno sicuramente dalle mascherine alla capienza ridotta dei mezzi di trasporto pubblico a tutte le altre limitazioni che conosciamo molto bene. Istruzione, competenze e transizione verde sono le chiavi per il futuro del Veneto, scrive Laura Berlinghieri nel suo pezzo per i quotidiani del gruppo Gedi. Insomma, se il fenomeno continuerà a crescere, forse non basteranno i tornelli che il sindaco e il comune di Venezia pensano di installare per regolare i flussi turistici appunto nell'isola
che ospita ogni giorno mediamente una quantità di turisti superiore agli abitanti e i residenti che vivono ogni giorno nell'isola del centro storico di Venezia. Proseguiamo con la seconda notizia del giorno che riguarda il consumo di suolo. C'è una legge regionale ancora in discussione, quindi un progetto di legge che riguarda appunto la riduzione o comunque il contenimento del consumo di suolo, nulla di rivoluzionario, ma gli industriali sono contrari. No alla nuova legge, decidano i comuni. Qual è il punto per Confindustria del Veneto? Il punto è che non deve decidere appunto la regione le autorizzazioni che riguardano gli ampliamenti o gli insediamenti aziendali, ma devono decidere i comuni. Questo secondo appunto la Confindustria del Veneto. C'è un pezzo che racconta questa vicenda su quotidiani del gruppo Gedi. Enrico Ferro firma questo articolo. Proteste da Vittorio Veneto e Montecchio Maggiore per il PDL 64, e Carraro, il capo degli industriali del Veneto, che dice: il principio è condivisibile, l'applicazione no. Il principio sarebbe chiaramente quello del contenimento del consumo di suolo, questione che naturalmente ha molto a che fare con gli insediamenti industriali. Basti pensare che nella nostra regione, se i comuni sono poco più di 500, le aree industriali, quindi le zone individuate all'interno delle superfici comunali in cui sono appunto insediamenti produttivi, ecco, le aree industriali sono più di 5.000, quindi il rapporto è circa di 10 aree industriali per comune in media, ovviamente sul territorio regionale. E sono tantissimi, secondo i dati diffusi dall'ANSA, i capannoni industriali abbandonati in queste aree industriali. Se la regione infatti conta complessivamente più di 92.000 capannoni appunto sparsi in queste 5.679 aree produttive, parliamo di 41.300 ettari di terreno, ecco, questi 92.000 capannoni coprono il 18,4% della superficie consumata globalmente sul territorio regionale. C'è un capannone ogni 54 abitanti. Ebbene, di questi quasi 100.000 capannoni, 11.000, quindi il 12% del totale, sono vuoti, sono abbandonati, o meglio, sono vuoti finché non si riempiono di rifiuti tossici, rifiuti comunque illecitamente e illegalmente e scorrettamente nascosti all'interno di questi capannoni. Lo ricordo perché naturalmente notizie di questo tipo compaiono ciclicamente sulle pagine dei nostri quotidiani, ma vediamo anche sul Gazzettino la notizia che riguarda appunto sempre questa presa di posizione molto dura da parte della Confindustria contro la proposta di legge regionale, quindi contro questa modifica che verrà discussa e sottoposta al voto nei prossimi giorni dal Consiglio regionale del Veneto. Consumo del suolo, imprese a rischio, il titolo sul Gazzettino è un virgolettato, e Confindustria critica il progetto di legge della Regione Veneto, tutelare le aree delicate, no a vincoli assoluti. E sempre Carraro, il presidente di Confindustria Veneto: così si ostacola la normale attività delle aziende già insediate, sarà impossibile ristrutturare o mantenere. Ricordiamo peraltro la legge regionale cosiddetta consumo di suolo zero, che fissa per i prossimi decenni appunto questo ambizioso obiettivo, ambizioso perché naturalmente il Veneto parte da una situazione che ci vede primi o comunque secondi sempre in una gara con la Lombardia per chi ogni anno consuma più suolo, quindi ben lontani dal consumo di suolo, ma invece ormai su percentuali di consumo di suolo che si aggirano tra il 12 e il 13% del suolo, diciamo, disponibile, del territorio regionale di fatto. E quindi questo obiettivo veramente a lungo termine fissato negli anni scorsi dalla regione era stato duramente criticato
dalle opposizioni che trovavano la legge fin troppo morbida e aperta a numerose deroghe. Ecco, per gli industriali del Veneto invece il problema è l'opposto, ovvero ci sarebbero vincoli assoluti in questo nuovo progetto di legge e le zone industriali come Vittorio Veneto o Montecchio potrebbero svuotarsi. Meglio seguire l'esempio dell'Emilia, dice Carraro, Emilia dove secondo gli industriali c'è un equilibrio migliore tra le esigenze appunto sia della tutela del territorio ma anche delle aziende di rendere più sicuro e funzionale il proprio stabile, cosa che secondo gli industriali diventerebbe molto difficile con questo nuovo progetto di legge che considererebbe in pratica intoccabili alcune zone dove quindi sarebbe impensabile fare interventi di riqualificazione, addirittura messa in sicurezza o anche di ordinaria manutenzione. Insomma, vedremo come proseguirà questa polemica. Nel frattempo è iniziato il processo d'appello dei casalesi, del clan dei casalesi sul litorale veneto, quindi la procura ribadisce le accuse e dice a Eraclea fu mafia. C'è stata la prima udienza per i ricorsi dei condannati con rito abbreviato, i PM hanno citato la Corte di Cassazione e il processo Mafia Capitale. Insomma, la vicenda è quella della inchiesta sui casalesi di Eraclea cosiddetta, è tornata in aula il pezzo firmato da Roberta De Rossi sulla Nuova Venezia di oggi. Tra i vari soggetti diciamo che si difendono c'è anche l'ex sindaco di Eraclea Graziano Teso che si difende insomma dall'accusa di favoreggiamento. Anche qui vedremo questa vicenda come si concluderà. Restando nel territorio della provincia di Venezia, a San Donà, Musile di Piave, nel Veneto orientale, insomma, c'è un'emergenza medici di base. L'allarme lo lanciano i comuni, i sindaci, quindi ci sono 41 aree carenti nel Veneto orientale, vuol dire 41 aree senza medici di base. E senza un'inversione di tendenza, leggiamo nell'articolo di Giovanni Monforte, sempre sulla Nuova Venezia, la situazione è destinata ad aggravarsi, visto che nei prossimi anni, i prossimi 5 anni, si stima andranno in pensione altri 34 medici titolari di medicina generale, che sarebbero poi il 26% dei dottori in servizio sul territorio. E quindi i sindaci del Veneto orientale fanno squadra, chiedono all'ULSS 4, ma soprattutto alla Regione e anche ai Ministeri della Sanità e dell'Università di adottare tutte le possibili soluzioni organizzative e legislative atte a garantire la risoluzione della grave problematica che sarebbe la carenza dei medici di medicina generale, i cosiddetti medici di base o medici di famiglia. Non è questa una questione, non è un problema che riguarda soltanto il Veneto orientale, ma tante aree periferiche della regione del Veneto e non solo aree periferiche, ma in particolare queste, le aree montane ad esempio o quelle del Polesine. Si tratta quindi di una questione generale. Un paio di notizie flash dal mondo diciamo enogastronomico. Il Prosecco chiude l'anno con il botto, titolo del Gazzettino, superati 100 milioni di bottiglie prodotte e siamo vicini al limite fisico dei 106 milioni. Nel 2021 crescono le vendite nella grande distribuzione 24% e l'export 30%. Attenzione, questi sono i dati relativi al Prosecco superiore, perché invece sul Corriere del Veneto troviamo una notizia, un titolo che invece si concentra sul Prosecco della DOC e quindi già superati i 670 milioni di bottiglie. Natale oltre ogni record, ovviamente il titolo trionfalistico, sempre export più 30%, GDO quindi supermercati più 24%, 70 milioni sono le confezioni del rosé. Crescono in percentuale la DOCG di Asolo che
arriva oltre i 21 milioni, una crescita di 2,6 milioni. Insomma, comunque la cosa interessante è che i numeri sono senza precedenti chiaramente, ma sono anche vicini a un limite proprio fisico di produzione, almeno per quanto riguarda la DOCG. E allora quello che dicono produttori è, o meglio, lo dice Eugenio Pomarici, responsabile della stesura del rapporto economico: oltre 106 milioni di bottiglie non si può andare, è necessario puntare tutto sull'innalzamento del valore. Quindi siamo vicini in qualche modo allo scoppio della bolla del prosecco, forse, o comunque se ci saranno investimenti per migliorare la qualità del prodotto, oppure se non ci sarà ancora un allargamento, ma questo può valere per la DOC della zona di produzione, si arriverà in qualche modo a un limite fisico di produzione. Un'altra flash: i prodotti del carcere Due Palazzi, e quindi i famosissimi panettoni Giotto, arrivano sulle pagine del New York Times, che li definisce tra i migliori d'Italia. Il panettone della pasticceria Giotto è famosissimo, è stato nominato tra i 10 migliori d'Italia, e appunto se ne sono interessati anche oltreoceano con questo articolo che si trova anche sulle pagine online del New York Times. Ed è un bel racconto della storia di questi panettoni che appunto vengono prodotti nel carcere Due Palazzi di Padova. A Mestre si avvieranno nel 2023 i cantieri per il rinnovo della stazione ferroviaria. 350 milioni di euro di investimenti, e un progetto, un master plan che con 75 milioni di euro prevede di realizzare una stazione bella e moderna, scrive Mitia Chiarin sulla Nuova Venezia, collegata da una piastra sopra i binari che permette di creare un percorso pedonale tra Mestre e Marghera. Poi ovviamente si arriva a 350 milioni di euro, contando anche i cantieri dei privati, tutte le strutture diciamo attorno e i servizi per la stazione. Ma è interessante questo aspetto della passerella, della piastra anzi sopraelevata sopra i binari, che ricorda molto il master plan analogo presentato per la stazione di Padova qualche mese fa. Vedremo se verranno realizzate appunto e quando queste strutture per i pendolari e in generale per i viaggiatori di Mestre, di Venezia, di Padova e insomma del Veneto. L'ultima flash di oggi invece riguarda il mondo del calcio. È inaugurata a Padova la mostra dedicata a Paolo Rossi. Pablito, tutto il suo amore in una mostra. L'esposizione è stata inaugurata al centro San Gaetano di Padova. Foto, trofei e cimeli. La mostra fa parte di una rassegna itinerante che in 5 anni coprirà tutta l'Italia. Grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 22 dicembre 2021, buona giornata.